Benvenuti nel torneo di calcio tennis più pazzo della vita! Signori, oggi calcio tennis qui in villa con i calciatori. Beh, poi anche noi siamo calciatori. Non tutti siamo calciatori. Siamo 12, abbiamo già fatto le squadre. Le prime 3 partite, essendo un torneo 2 contro 2, finiranno a 8 gol. Quindi vediamo chi la vincerà. Allora, le squadre, io sono con il Magno d'Oliva. Perfetto. Extravergine d'oliva. Poi Simone Crispo. Sto con Lui, incredibile. Io con lui. Vabbè. Male. Squadra Più di... grossi di TikTok Italia. Bene, poi c'è Daniele Napoletano con il rimasto, il muro del Napoli Creators Challenge e il Piton dalla Roma. e poi Marco D'Orta con Ermocio. A me dispiace solo per Armocio, Daniele. Dani, mi dispiace, stai con Christian. Veramente mi dispiace. Allora ragazzi, Siamo parli troppo. Fate tu e Mirko contro loro, fammi vedere, Subito. dai. Quindi prima partita, Daniele Napoletano top rimasto contro i cugini Derrick per la palla. Vediamo un po' chi se la giudica. Io l'ho voluto fortemente Mirko in squadra. Ecco qua, vedete già il primo tocco del rimasto. Perfetto! E quindi palla per Mirko e Simone, proprio Mirko che batte. Ecco qui. Palla su Daniele, cerca l'1-2 con Christian che sbaglia e quindi 1-0. È l'unica persona capace di non far rovesciare Daniele Napolitano. Sì, Giorgio Napolitano, Simone. Allora ancora Mirko, sempre la battuta al volo, sempre su Napoletano, proprio sulla linea, il colpo di testa per Christian, stavolta bene, l'1-2 chiuso e altro 1-2 dall'altra parte. Bello qui oh. Il tocco di Christian sbagliato fuori, 2-0 per Simone e Mirko. Bro, ma c'è l'orecchino, basta. Ecco qui, ancora Mirko direttamente fuori. No, ma stavano andando tutte quante piano piano verso di là, capito? E quindi 2-1, batte Daniele su Mirko. Ecco qui, cerca l'1-2, Mirko che sbaglia, 2-2, ancora Daniele. Mirko si mette in posizione per ricevere, la riceve con la testa la spizza su Christian, va dall'altra parte. Ancora Simone, se la alza, bene per Mirko! Il punto di Simone! Io alla tua età questa, capite che facevo? 3-2 per la squadra di Crispo e Mirko. Ora Crispo, quasi battuta pallavolistica su Daniele che fa i 3 tocchi, la passa a Christian, molto bene questo 1-2 sulla linea. Ancora Simone, se la giusta per Mirko! Come la salva? Assurdo il punto di Daniele che la schiaccia sul terreno. Simone non può nulla. Si riparte sul 3 pari. Simone Crispo, terzo tocco per Mirko, cerca il tacco alla Ibrahimovic. Dammi sta palla, dai. Ora Daniele, ora su Simone. Bene Simone con la testa, 1-2. Non chiuso perché la passa troppo indietro. 5-3 per la squadra alla mia destra. Sì, Giova. Siamo 5-3, Daniele su Simone. Ancora l'1-2 cercato e stavolta chiuso su Christian che per poco non prendeva la telecamera. Ecco Mirko, ancora su Daniele. Daniele 2. Daniele la rovesciata prende Mirko! È punto! È punto! Sì! La prima rovesciata! Bravo! Assurdo! E quindi va a finire in flash questo pallone. 6-4 Daniele che stavolta l'ha fatto veramente brutto. Vediamo l'1-2 cercato e chiuso col tacco da Simone. La rimanda dall'altra parte Christian. 1-2 non chiuso. La palla comunque arriva dall'altra parte. Guardate qui. Daniele cosa fa? Sulla linea arriva. La rovesciata di Daniele che butta quasi per terra la rete, ma il punto va alla squadra di Crispo. 6-5 mentre Simone viene istigato. La palla su Daniele. Terzo tocco arriva, guardate Mirko che sbaglia il tempo e quindi 7-5. Match point per la squadra di Daniele. Daniele su Simone. Ma Christian non batte mai, scusami. Ora qui la palla di testa su Daniele. Ecco qui ancora Christian. Bravo! La butta dall'altra parte. Simone, Mirko. Fuori. Vai fuori.
fuori, dai, vai fuori a primo No, posso turno. dire una cosa, non ha mai battuto Cristian, non va. Posso dire una cosa? Infatti, Cristiano non ha mai battuto, vai io. Che significa? Noi siamo una squadra, ci dividiamo. Quindi questa è stata la prima sfida vinta dalla squadra di Daniele e Christian per 8-5. Ci sarà adesso la seconda partita, poi la terza, ma ricordiamo una regola fondamentale che va direttamente in finale chi tra le tre partite avrà avuto la miglior differenza reti. Vediamo. E allora signori, siamo qui nel secondo match della giornata in Gimbro. Ok. Da rivedere contro Ewayu Cha. Batte Oliva. Oh, stai giocando male, Batte Oliva. Vuoi rifidare? Prisco. Palleggio. E il coach di testa. Ancora Super Allan. Mamma mia, che scambio tra i due. Che squadre. Ancora il coach di testa. Super Allan. 1-2. Oliva. Maurizio. Prisco. Super Allan. Prisco. Ancora Super Allan. Super Allan. Super Allan. Super Allan. Super Allan. Ah, poi l'altra nuova un gol. Parte Antonio Prisco. Oliva. Questo è. Divindisune con il fare. Il coach Maurizio. Mamma mia, al limite. Ancora Maurizio. Oliva. Sempre Oliva. Che scambi tra queste due squadre. Ancora Oliva. Che la tiene lì. Super Waller. Ma 2-0 per la squadra di Maurizio. Che non diventa un vizio. No, 2-0. Batte Prisco, 2-0. Oliva, cambio con Super Waller, attenzione, che scambio. Mamma Bravo, mia, come coach. schiaccia Oliva. Maurizio risponde subito bene, ma sbagliano. Antonio Prisco, batte. Oliva, la palleggia. Nell'altro campo, Maurizio difende come un animale. Ancora, Oliva! Dammi qua. Coach, scusate, nell'altro campo Oliva. Ha tentato la giocata, non va, batte Waller a Super. Ancora Prisco. 1-2 che non viene chiuso. Ma bravo, Oliva, bravo. Perché questo è Alessandro Magnoliva, è questo. Non è vero, ragazzi. Batte il coach. Rimessa bellissima. Ancora coach, mamma mia, sembra il mastino. Prisco. Coach. Che tenta la giocata, ma sbaglia. 4-2. Batte Oliva. Come Carlitos Alcaraz. 4-2. Mamma mia, il pallonetto. Ora il coach che la mette lì, la mette fuori. Batte Oliva, sempre lui, viene spinto. Super Waller, 1-2. Che non viene chiuso, ancora Oliva. Sempre Magno d'Oliva. Calma, vai giù, ci siamo. 4 pari, batte Oliva che trova delle scuse perché non sa giocare. Si gioca. Prisco. Prisco di testa. Tenta subito la giocata. Super Waller. Con il fare. Non va. 5-4. Batte Prisco. Su Oliva. Oliva palleggia benissimo. Ancora Oliva. Di testa. Super Waller. E l'altro campo. E il coach. La mette per Prisco. Risponde Oliva. Ancora Oliva. Super Waller. Oliva! Prisco. Oliva! Sbaglia! È questo! Questo è Oliva! 6-4, già siamo uno solo loro. Calmi. 6-4 per la squadra di Jim. Non mi ricordo il nome. Zimbro. Di Gimbro. Prisco. Ancora il coach Maurizio. Testa da aggiustare. Il fare. Si gira, lo sguardo. Il sesso. Ale, forza. Prisco. Ancora Prisco. Prisco di testa. Pallonetto buona. Oliva. Bravo. È questo. Oliva è questo. Va bene, coach, non devi pensare. 7-5. E ancora tutto aperto però. Oliva! Ma che non me la mano, guarda. Tanto, magari non rimani qui. 1-2. Non rimani di qua, c'è una squadra. Cioè, capi come fanno con? C'è un legame. Vediamo se Prisco la chiude insieme a Maurizio. Prisco di testa, pallonetto. Magno, Oliva. Bene, va bene. Ancora Magno per Super Waller. Di testa è buona. E il coach. Mamma mia, che sfide ragazzi. Super Waller. Oh, che giocatore sei! Sei un giocatore meraviglioso! E il coach. Sei un giocatore meraviglioso! 7 pari. Ma come me l'hai data? Allora, è che non accetta Di testa, me la faccio la schiacciata. qua, come la prendevo di testa? Signori, ci sono un po' di discussioni qui in mezzo al campo, ma decide il direttore di gara. 7 pari a 2. Batte Oliva, una battuta a testa. Parte la squadra di Super Waller. Per Prisco. Ancora Prisco. Antonio Prisco. Testa forte, non vuole sapere niente. Lascia andare. È buona! È buona! Di testa. E il coach! Mamma mia, 1-2. Super! Sei forte! Wallera! Sei forte! È forte, dice Magno.
è il coach che giocava. Fresco. Oliva, coach. Mi hai buttato via, mi hai buttato. Vantaggio Oliva. Parte Magno d'Oliva per Super Walter. Antonio Frisco di testa. Ancora lui. Per Maurizio. E qui Questa è una coppia, ragazzi, questa è una coppia. non abbiamo giocato. Andiamo dai nostri avversari. Grazie. Ci sta. Grazie, complimenti. Comunque bella partita, dai. Andiamo dentro con la terza. E allora siamo arrivati al terzo e ultimo match. Squadra dei Moci contro la squadra che è uno spettacolo. I pitoni. Ecco Marco, ancora su Dario, cerca l'1-2 chiuso col petto, molto bello. Palla in campo, Marco Dorta la palleggia per il Mocio. Madonna, il Mocio è il suo anno. È il suo prime, guardate lì come si schiva il pallone dall'attacco di Dario Picardi. Il terzo tocco di Marco, guardate qui ancora come la carezza del Mocio. E c'è Shale Boom, non ci arriva Fuse. Stavolta ci arriva, cercava un gran colpo. Batte Dario su Marco Dorta. La carezza molto bene col petto. Il Mocio, guardate qui la giocata. Salvata da Shale. Si ritorna in questo campo. Bravo Marco. Pensava di avere la rete attaccata dietro e invece no. Errore di valutazione, 2-0 per la squadra dei Pitoni. Ribatte Dario. Sempre su Marco. Ancora per Andrea col petto. Dall'altra 1-2. Chiesto e riuscito con Shale. Ancora Andrea, ancora col petto. Guardate qui come gioca la squadra dei Moci. Terzo tocco e l'ultimo che gli restava a disposizione Andrea. Ancora la carezza questo pallone. È una delle sfide più belle. Porca miseria. Che però chiude Dario sulla rete. Quindi 2-1 rientrano in gara i Moci. Ancora Marco. Per Dario. Terzo palleggio. Molto bene Shale. Ora per Marco, ora Andrea, si butta lì. Bello 1-2, come si gioca bene. Fuse. Palla fuori. Palla fuori, 3-1. Il Piton. Su Marco. Stop di petto, terzo tocco. Palla di là. Ancora Dario e ancora Fuse. E ancora fuori. Si dispera con se stesso perché sta giocando bene. 4-1. Ancora palla dentro. Ancora Andrea, bene, la spizzica molto bene. Bello il petto. 4-2. Marco dice ci siamo ed è proprio lui che va alla battuta. Ancora su Dario. 4. No, il terzo tocco arriva. 1-2, molto bene. Chiuso, cerca il contropiede. Invece palla va fuori. Ancora Dario. E ancora su Marco. Ecco qui, arriva il terzo tocco, sempre per Fuse, sempre con il petto, però l'accomoda troppo corta e quindi 6-2. Ecco la palla che arriva a Marco. Cerca lui con Fuse, molto bene. Palla di Enzo con Coscia. Vedo come viene lungo, guarda. Ancora Fuse, ancora col petto. E palla fuori, 6-3, attenzione. Prima battuta del Mocio. Ecco qui, palla al limite, che battuta! Mette in difficoltà la squadra avversaria 6-4 e dice calma. Batte sul 6-4 fuori. Stavolta la palla va fuori, quindi 7-4 con il match point dei Pitoni. Batte Dario, una palla che scotta e lo sa Marco che la rispedisce di là. E arriva il terzo tocco, ancora Fuse, dall'altra parte Shale. Ecco Marco, ancora per Fuse, di testa. Comoda per Dario, che se la alza. Arriva il punto di Shale Boom che schiaccia su Fuse. E quindi I pitoni ci sono. I pitoni. Calma. E quindi la squadra dei Pitoni va direttamente in finale per la miglior differenza reti. Giochiamo la semifinale ora. Ricordiamo che è sempre a 8 mentre la finale si farà a 11. Ragazzi, che vinca il migliore pronostico Cristian Massimino a casa. Quindi parte Ale Oliva. Che
Palleggia, schiaccia, Giovanni Visone che si leva completamente da mezzo. Giocano solo i due. Attenzione Napoletano che sbaglia. Quindi primo punto 1-0 per Ewayu Cha. Effettivamente quando se ne porta da così gli tocca la rovescia. Te lo ananzo. Parte ancora Ale Olivax. Napoletano che palleggia. Cristian Massimino è rimasto il pallonetto. È morto. Giovanni Visone Prime, ricordiamo. Napoletano! 2-0. vai. 2-0, parte ancora Ale Oliva che la batte piano questa volta. Daniele che palleggia, la butta direttamente di là. Giovanni Visone che non vuole sapere niente della palla e si sposta. Batte Daniele, Ale Oliva, palleggio, la dà. Micidiale! Cristian è rimasto. Daniele che se la vuole alzare. Giovanni che non capisco perché si sposta. Attenzione ancora Napoletano che potrebbe provare la sua giocata. Niente. Alemagno per Giovanni di Vinvisone. E Cristian Massimino sbaglia. 3-1 per Ewayu Cha. Non ha mai giocato, sto rimasto. Parla per te per favore. Batte Giovanni Prime Super Waller Visone. Buona. Daniele che scivola ma non perde la palla. Cristian non si sa come la butta di là. Arriva la salva. Napoletano ancora di là. Napoletano. C'è Giovanni Ale Oliva che sbaglia il passaggio e si riprende subito. Giovanni che mi stai facendo emozionare. Tre pari. Poi si emoziona lui. Ma se, se lo volevo fare apposta, cioè come si fa a far girare la palla Le su se ultime stessa così? parole famose di Ale Oliva, mi stai facendo emozionare. Giovanni che esce dal campo. Ale Oliva che tenta l'1-2 con Giovanni, vediamo. Sì, 4-3. 3 pari, batte Daniele. Sta di lì. Daniele per Ale Oliva, facilissimo per lui. Questo sei. 4-3 per Ewayu Cha. Parte Ale Oliva. La palla è per Daniele. Napoletano che palleggia e va bene. Giovanni che la passa Ale Oliva. Non va. E qui non si capiscono le due. Ne approfitta! Che è rimasto! 4 pari. Ale dammi la rossi. Parte Daniele. Che Cristian non batte mai, signori. Io, fuori. Ma batto io. Ale Oliva sbaglia un passaggio. Risponde alle Per un giocatore del suo calibro. Quant'è? 5-4, mo. 5-4 Veramente. per i rimasti, cioè per i Pipitas. Bellissima. Signore, Ale Oliva. La butta direttamente da Napoletano, colpisci il pollo! Colpisci il pollo. 6-4, sta battendo Cristian per la prima volta. Infatti, guardate qui. Vinciamo, abbiamo vinto. Attenzione, Ale Oliva. nostro. Non Via. può perdere questa sfida, Ale Oliva. Uff, buona! Via. Mamma Finta di colpire di testa e va di raga, petto. grazie. 7-4. Ultimo Oh, punto. ma oh. 7-4. Attenzione. Adesso Attenzione ragazzi. Ha esultato prima di vincere. Questo nel calcio quando lo fai di solito poi ti accappotti, attenzione. Allora io mi aspetto che se devi fare l'ultimo punto lo devi fare a modo tuo. No, non ti far condizionare, non ti far condizionare. Vai. Parte Cristian, è rimasto Massimino. VAR. Signori, VAR è nettamente fuori. È fuori, dai. Non vuole eliminare. 5. Nettamente fuori. Va Giovanni che Giovanni 7-5, se sbagli la battuta perdi. Ecco. E non sbaglia infatti. No! No! Se la vuole alzare per la rovesciata. Tocco libero. Pipita! Grande! Si vola in finale! In finale ci vanno Cristian Massimino e Daniele Napoletano. Allora, gesto acrobatico, messo, clamoroso. si è Sì, me l'avevi promesso. Io però giuro, non avevo capito il fatto dei tocchi allora. Pensavo che capivi. No, è bellissimo, va benissimo così. Adesso dentro con la finalissima. Signori, finalissima, i Pipitas contro i Pitones, fratello contro fratello. Si arriva a 11 stavolta. I Pipitas. Vediamo il cameraman qui con la ripresa dinamica. Grande Mirko F. Esatto. Oh! Bene. Rosichi ancora, Simone. Dai. Allora 1-0 per la squadra dei... No, quando stiamo? Falla ribaltare, bravo Ci Dario. ricordiamo il punteggio, però continua qui. Continuano a palleggiare. Oh, ragazzi, vi prego, Dario. Presto, Simone.
è presto, non posso. Quanto state? 2-0 per i Pitones. Avevo un attimo rimosso dalla mente il risultato. Palla per il Pipita. Che la butta direttamente di lì. Mette in difficoltà un po' d'aria. Alza Campanile con Enzo che la mette benissimo dentro. Era fuori, era dentro. Là dentro. La palla colpisce Christian e quindi 3-0. Mamma mia! E ancora lunga, dice il Pipita, che accoglie stavolta il pallone. Bene. Al cameraman. Direttamente fuori, quasi sul cameraman. 4-0. Un po' di vantaggio in finale si deve dare. Sì. Arriva la sfida di Daniele verbale. 5-0. 5-0. Calma, calmo, basta. Dicono adesso Basta vantaggio. Alla prossima si cambia il campo, Basta vantaggio. Basta vantaggio, giochiamo. allora Daniele non vuole regalare più punti. Butta su Dario con la testa, sciale molto bene il colpo di testa e Christian in difficoltà. 6-0, si cambia campo. Che ne pensi? Hanno detto che vogliono i vantaggi, però qua non finisce sto vantaggio, non ho capito come funziona. Partita scriptato. Ora dopo il rimbalzo la batte Dario sempre sul Pipita. Ancora Dario, campanile su sciale, come la mette bene col ginocchio a terra, il colpo di testa di Dario. Ancora palla per Dario, un po' in difficoltà, scivola sciale, il campo un po' innaffiato. Palleggiano i ragazzi del Napoli Creator, Giovanni, mi sbaglio? Assolutamente, infatti Come no, palleggiano? tutte belle partite. Mamma mia. 6-1. Sognano la remontata i Pipitas. In difficoltà 7-1. Ricordiamo, figli della stessa madre. E allora Dario sul Pipita. Ancora Christian, bravo. bene, l'1-2. Ora Enzo mette bene a terra. Sbaglia Enzo. 7-3. 7-2. Quindi 7-2. Palla per Dario. Ancora col ginocchio sciale. Bellissimo, qui proprio al limite. Bravo! Cristiano risponde. È iniziata la rimonta! 7-3, vai. E il rimbalzo che beffa Dario. Quindi 7-3. Ora Daniele. Sì, Dario. Su Dario. La rispedisce direttamente di là. Il punto di Daniele ancora col petto ad eludere l'intervento di Sciale. 7-4. Ecco qui ancora il colpo di testa. Subito il ginocchio del Pipita. Ancora il Pipita. Come risponde il Pipita? Assurdo. Christian dall'altra parte, sempre per il Pipita che fa la finta col corpo. Ancora Christian, il Pipita! Non ci credo, il Pipita! Ancora lui! Il Pipita! Assurdo! Il punto, ancora in rovesciata, 7-5! Tanto questo! Gliel'ha alzata Cristian Massimino, gliel'ha alzata! 7-5, una partita infinita, soprattutto costellata da questo punto. Ancora il punto di Sciale di testa che li prende in contropiede. Abbiamo già perso, che palle. Si riparte sull'8-5, sul pianto anche di Christian che dice abbiamo già perso. Ecco qui Daniele che mette un po' in difficoltà, forse Buona! è buona la palla di Dario. Ancora il Pipita con il ginocchio. Ancora Scialò. Dai, Ramos, I Ramos! due cercano l'intesa, non la trovano stavolta. 8-6. Ecco Daniele. E poi ancora 1-2, non chiuso. Questo è l'importante! 8-7, si avvicinano i Pipitas. Ancora Daniele. Ancora per Dario che forse scivola. La palla messa bene sulla testa ancora di Dario da Sciale. Il Pipita cercava la rovesciata. È fuori. C'è il buco, ragazzi. Fuori, fuori. È fuori. 8 pari, guarda questa palla proprio al millimetro fuori. E ragazzi, come sei tu? finale più bella non Bravo, possiamo chiedere. bravissimo. Bellissima qui la battuta di Christian. L'1-2 cercato e chiuso da Sciale e Dario. Ancora il Pipita di testa. Mette in difficoltà Sciale, come la prende, assurdo. Il Pipita. Però
Però se lui sta qua e la palla rimbalza qua, La palla si ferma sulla rete. Cristiano, è importante 9-8. adesso. È importante adesso. Andiamo a 18. 9-8. Ancora Christian, ancora sulla linea e ancora Dario. Dall'altra parte la palla è buona. Il Pipita se la schiva questa palla. E arriva ora il colpo del Pipita. Ancora Shade sul fratello. Muove un cinesino. No! Ci sono interruzione assurdo. 10-8. Il match point dei Pipitas. Non è finita, non è finita. Non possiamo sperare. Non è finita. Shale dice non è finita, la remontata però è servita. Ecco qui, ancora Shale, ancora il Pipita. Non ci credo! Non ci credo, signori! Il Pipita con una rovesciata! L'ennesima decide questo torneo di calciotecnico! Ma pensavi di giocare a beach soccer? Che giocatore finita, ragazzi. Signori, è il Ma questo più è il gioco forte. mio, dai, questo è il mio gioco. È il più forte. Mamma mia. Applausi a scena aperta. Mamma mia. Penso sia stato uno dei tornei più belli che abbiamo mai giocato a calcio tennis. Quindi signori, questo video finisce qui. Se volete altri video dalla villa lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Simo, Ewa You, ciao!